Territorializzazione, innovazione, competitività sono questi gli orientamenti che racchiudono la strategia attuativa del nuovo piano di sviluppo rurale del Veneto da qui al 2020. Tutte priorità in agenda da sviluppare con i pochi contributi che la PAC ha destinato alla nostra regione e che ammontano a circa 3 miliardi e mezzo di euro. Il Veneto ne esce ancora una volta svantaggiato e insoddisfatto. C'è una analisi storica e una divisione storica delle risorse, cosa classica a livello italiano, e che ha spinto fortissimamente alle regioni del sud, al governo a aiutare le regioni del sud, cosa che può essere presa in considerazione se fosse una volta ogni tanto, ma quando diventa ormai da decenni questo tipo di linea strategica penso che sia deleterio per tutte quelle regioni che in qualche modo spendono tutte le risorse e anche creano occupazione. Sono tanti gli aspetti che deludono, a partire dal fatto che il Ministero ha deciso di attingere non più dal bilancio statale ma dal PSR per realizzare il piano irriguo nazionale. L'agricoltura rimane comunque un settore sano e non manca la voglia di fare impresa. Starà poi a noi nei prossimi giorni costruire i bandi, costruire uno strumento, poi i tecnici costruiranno i bandi, ma su delle linee guida ben efficaci che dovranno essere sempre quelle, cioè le aree svantaggiate, i giovani e la competitività delle imprese. Si mette in moto una leva finanziaria molto importante per questa regione, tant'è che l'agricoltura appunto è un settore in controtendenza anticiclico che sta assumendo e che sta facendo reddito. Le premesse sono buone, nel senso che c'è l'impegno di tutti da parte del mondo agricolo, del pubblico e una condivisione anche del settore agroindustriale, sulla ricerca per la qualificazione del prodotto e su tutta la filiera fino al mercato. C'è voglia di fare impresa, c'è voglia di essere presenti sui mercati anche esteri delle imprese del Veneto. Da parte dell'amministrazione pubblica chiaramente si chiede che vengano sostenuti i giovani, che vengano sostenuti gli investimenti nelle aziende agricole. Dobbiamo fare delle scelte coraggiose, cercare di concentrare le risorse su alcune filiere per rendere le aziende più strutturate, più pronte a partecipare sul mercato anche senza questi contributi che nei prossimi anni sicuramente non ci saranno. Cosa allora aspettarsi per i prossimi 7 anni? Ma investimenti fortissimi sui giovani, forte sui giovani, sul cambio generazionale, sulla capacità loro di innovare, sull'innovazione come strumento di modernizzazione, sull'aggregazione per essere in grado di aggredire i mercati internazionali e essere competitivi in uno scenario globale che ormai è il luogo di dibattito di tutte le aziende agricole. Premesse che serviranno a soddisfare il fabbisogno del sistema agricolo e rurale.